Velvet Music, oggi con Paul Mazzolini, Gazebo, l'onore di essere qui con noi, una lunga chiacchierata, una lunga intervista, siamo arrivati alla fase finale e vogliamo conoscere qual è la canzone chiusa nell'armadio di Gazebo, quella che ha avuto un senso nella sua vita e c'è un aneddoto, una curiosità, una particolarità che Paul vuole raccontarci. Prego Paul. Sì, il brano di cui voglio introdurvi è Masterpiece, il primo singolo, è dedicato un po' al ricordo di un personaggio che ci ha lasciato un paio di giorni fa, Marco Trani, che qui a Roma è considerato un po' il più grande dei DJ romani, e lui la suonava sempre a mezza velocità, mi ricordo l'impatto brusco con la cosa, però anche recentemente mi ha proposto un remix fatto da lui di questo brano, che includerò nel prossimo disco, e a lui vorrei dedicare la strofa di Masterpiece, se posso. Come no, con grande piacere. Dal cuore, insomma, faceva più o meno così. What a wonderful day, everything is okay, not a problem in mind, leaving worries behind, except for that little doubt you have concerning your dress tonight. So you take a bottle of French wine, and then you say you don't live twice, you cast the dice. Ringraziamo Paul e ricordiamo anche noi Marco Trani e tanti auguri ancora a Gazebo. Ciao Marco.